Buonasera, voglio e Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Allora ragazzi, stasera, visto che si sta avvicinando Santo Natale e ognuno di noi giustamente fa chi regala scarpe, si regalano tante cose, scarpe, abbigliamento, cellulari, giustamente un po' di tutto per accontentare qualcuno o qualche familiare, qualche amico e per presentarsi al grande Natale con un piccolo regalo. Anche io mi voglio presentare al grande Natale con due piccoli regali, nemmeno uno regalo, due. E lo voglio regalare, questi due piccoli bei regali che fra poco vi farò vedere, alla signora Nina Morric. Non dico il cognome perché Nina Morric di solito resta addirizzato, visto che non è buona l'ho chiamata Nina Morric e per Natale, per il regalo di Natale alla signora Nina Morric io ho fatto, io con le mie mani, pitturato e tutto, gli ho fatto questa bella ziz e silicone con tanto di capezzolo, vedete, bella ciotta e silicone, e un bello mussil tutto bello arricciato tipo alla Nina Morric. Quindi io ho fatto un bel regalo, visto che allora se gli ho regalato questo un motivo ci sarà, sì, è un motivo, è ben chiaro, perché visto che lei, visto che esso voglio la faccia Renato, vedete, pure un capezzolo, vedete, ho dato una bella twist, un mussillo bello pucciacchero, e quindi ci ho fatto questi due bei regali, e gli ho fatto questi due bei regali, vi spiego pure perché ci ha regalato una tizia di silicone con mousse siliconata, perché visto che lei è tutta siliconata e basta per sgonfiarla, per la far schiattare, come dicono a Napoli quando schiatto pallone, quindi ce l'ho regalata. Ma ce l'ho regalato perché? Perché visto che lei è fidanzata con un napoletano, e per giunta, questo è uno scoop che vi sto dando in anteprima. Qualcuno già lo sa, però giustamente per chi mo mi sta ascoltando ve lo do io in anteprima. È napoletano, però è pure rubentino sicchieluto, quindi quando viene Capodanno, visto che a Napoli sparano botti per festeggiare il nuovo anno, anzi è invito, colgo l'occasione per dire no ai botti, stappate solo spumanti e basta, niente botti no. Quindi però, visto che si sparano questi botti, non si può mai sapere, ma non si può mai sapere, sta Nina Morric, una botta vacante, quello che sì, e va un po' pazzizzo, o vegando mus, si schiatta, poi e te ne chiste ricambi, e perché io ho fatto l'autoricambio sia ziz e sia mus, perché quello ovviamente è tutta siliconata. Mi sono permesso di fargli questo regalo perché, visto che la signora per me è troppo, già ti sto trattando Morriccia, già ti sto trattando veramente col vero senso della parola, si permette di dire, ieri Napoli ha giocato in Europa League e ha messo un suo bel stato che, visto che c'erano le votazioni del no, ovviamente facciamo in modo che il Napoli no all'Europa che doveva passare. T'ha pigliato doppiamente in do culo, doppiamente in do culo. Ma quello che dico io, no, Nina Morric,
perché è così, Nina Morricci, perché tu non sei in grado di utilizzare un ricci, quindi lo fai proprio a ritirare per farti capire. Ma quello che dico io, no? Tu sei un personaggio pubblico, ma per fare un po' di visualizzazioni, tu sei una persona, secondo me, hai usato un po' questa, tu giustamente per fare un po' di visualizzazione, qualche like in più, che hai fatto? Mo parlo dei napoletani, perché i napoletani sai bene che subito ti attaccano e così faccio visualizzazione. Sì, perché è così, perché tu da quando ti sei lasciato separato con Fabrizio Corona, giustamente non ti tromba più, a te chi cazzo ti cagava, ma poi se non stavi con Fabrizio Corona, a te chi cazzo ti sapeva, hai capito o no? Quindi per avere, manca a farlo apposta, quando vuoi avere visualizzazione e like, ti inventi qualcosa sui napoletani, sei squallida, sinanzivata, come dice il grande Clementino, sinazomba perde. E ti sta sempre trattando, sinazomba perde, invece ti chiama, come ti chiama? No, è già l'ha girato nome, tu sei Nina Morricci, sì, perché non sei in grado di far rizzare, perché manca chi lo fai arrizzare, lo fai arricciare, cioè a ritirare. O fai arricciare con me sta zizza che ti ha regalato, la zizza arricciata, con tanti capezzoli, o mussillo e pucciacchè, e questo è Nina Morricci, e così mo ti chiama, Nina Morricci. Voglio, spero che questo video arrivi a lei, non mi ci facete male a me perché non l'ho nemmeno commentata in quel suo stato di merda sulla sua fanpage, non ho nemmeno commentato, ho visto tanti miei amici che l'hanno commentato, io soddisfazione di commentare non ce la do. L'unica soddisfazione che ti do e ti dico è questa, la soddisfazione che ti faccio è sul regalo, perché tu sei essendo tutta siliconata, ti hai regalata la zizza di ricambio o mussi di ricambio, perché in eventuale ti trovi con Rubentino Napolitano che è fidanzato tuo, ti trovi a Napoli a Capodanno, qualche botta sbagliata, ti sei un coppa la zizza, un coppa mussi, e a fu, ti schiatta, la tieni subito i ricambi. Quindi ma pure ringraziare, mi devi pure ringraziare, quindi alla fine ti ho fatto il conto e l'imbasciato, ti ci fatto pure un regalo di Natale, ma che vai trovare. Quindi ti voglio dire solo una cosa, tu sei una zozza. Tu quando parli dei napoletani e di Napoli sciacquati la bocca, possibilmente con l'acqua del cesso, avevi fatto belle i risciacqua con l'acqua del cesso. Io adesso vi saluto e spero che questo video, stavo dicendo, non me lo fate mandare a me sulla sua pagina, fatecelo arrivare, condividete in tanti se vi fa piacere, un bel like se vi piace, e se non vi piace, buonanotte e grazie. A parte il fatto che questo video non avesse piacere, ma resta manno un messaggio a sta Nina Morricci. Nina Morricci. Voglio un bacione e sempre forza Napoli, perché tutto riesce. È sempre Munnez e Sicchieruto. E Nina Morricci. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli.